Nella meravigliosa laguna protetta dall'UNESCO sorge il porto di Venezia, nodo cruciale della rete TEN-T europea. Bellezza naturale ed attività economica qui convivono da sempre e da sempre Venezia ha trovato le soluzioni più innovative per garantire tale coesistenza. Il canale Malamocco-Marghera è l'unica via di accesso alle banchine di Marghera. È necessario ottimizzare la navigabilità dei canali rispettando l'ambiente lagunare. Per questo motivo l'Autorità di Sistema Portuale ha deciso di analizzare l'impatto della navigazione per identificare soluzioni di protezione e garantire migliore accessibilità nautica. Lo studio è stato finanziato dalla Commissione europea e dall'Autorità di Sistema Portuale. È innovativo, combina approcci diversi e coinvolge esperti di tutto il mondo. Il processo scientifico utilizzato è ricorsivo. Le 3 fasi che lo compongono sono state ripetute più volte per ottenere risultati sempre più accurati e raggiungere il pacchetto finale di soluzioni. La prima fase è lo studio idrodinamico. Sono state ricreate le caratteristiche climatiche lagunari basandosi su dati storici, per poi calibrare la riproduzione con sensori sul campo e sviluppare scenari futuri attendibili. Grazie ad avanzate tecnologie e precisi rilievi, è stato creato un ambiente immersivo di simulazione 3D capace di riprodurre la navigazione del canale. La seconda fase prevede sessioni di navigazione nel simulatore con l'aiuto di piloti, rimorchiatori e della capitaneria di porto. Il modello idrodinamico dell'ambiente lagunare ottenuto riproduce precisamente gli effetti della navigazione lungo il canale Malamocco-Marghera e sulla laguna. La terza fase consegna un pacchetto di soluzioni gestionali, infrastrutturali e di protezione delle sponde che incrementano la sicurezza e l'operatività del canale fino a 3 volte, limitano i costi di manutenzione e l'erosione e dimezzano la sospensione dei sedimenti, aiutando flora e fauna. Grazie al progetto Channeling the Green Deal for Venice, l'Autorità di Sistema Portuale è riuscita a dimostrare che lo sviluppo sostenibile del porto è già possibile nell'equilibrio tra sviluppo delle attività economiche e tutela della laguna.